Buongiorno da Taglio di Po. Oggi parliamo di un corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale e alla promozione di stili di vita sani nella comunità. Per parlare di questo corso abbiamo i rappresentanti di ACAT e Ama Polesine. Buongiorno Cristiana, ci vuoi spiegare un pochino le finalità e cosa farete in questi corsi? E cos'è ACAT? Siamo qui nella sede ACAT di Taglio di Po, nella nuova sede ACAT in Viale Kennedy 63. E ACAT che cos'è? È un'associazione di volontari di club alcologici territoriali presenti nella realtà locale, nel Basso Polesine, dal 1998. Questi nostri club si incontrano ogni settimana e accolgono le famiglie al cui interno ci siano problemi alcol e complessi correlati, e seguendo la metodologia di Udolin. Stiamo organizzando un corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi, che si terrà ad Adria l'ultima settimana di marzo, dal 27 marzo al 1 aprile, presso la Casa delle Associazioni in via Dante 13, ed è un evento veramente importante perché intanto i corsi di sensibilizzazione non è così consueto poterli organizzare. È un corso gratuito ed è aperto a tutti coloro che a qualsiasi titolo desiderano migliorare sia la propria salute personale, quella familiare, e anche operare insomma per il bene comune. Le iscrizioni dovrebbero essere effettuate entro il 20 marzo compilando l'apposito modulo di iscrizione che sono nelle locandine, nelle brochure che noi stiamo sia distribuendo manualmente, ma che sono presenti anche sia sul nostro sito www.acatbassopolesine.org che anche sulla nostra pagina Facebook ACAT Basso Polesine. E qui vicino a me c'è la presidente storica di ACAT, Marta, che vi spiega esattamente meglio ACAT, cos'è e come funziona. Prego Marta. Allora, l'approccio ecologico-sociale, il metodo ideato dal professor Udolin, con il quale lavoriamo nei club appunto dagli inizi degli anni '80, consiste in questo, cioè approccio è un modo di porsi, un modo di leggere un fenomeno, di leggere la realtà e quindi conseguentemente di programmare un cambiamento. Ecologico perché si riconoscono i legami che esistono tra le persone e tra le diverse componenti che costituiscono una comunità familiare o locale. È una visione sistemica, nel senso che la persona è sempre pensata e vista in un sistema, il sistema famiglia in primis, ma questo sistema che a sua volta è inserito in sistemi sempre più complessi che interagiscono tra loro. Quindi è evidente i legami profondi che ci sono tra la persona e l'ambiente in cui vive, ambiente culturale, ambiente economico e via dicendo. Sociale perché tutti i problemi, secondo Udolin, che noi abbiamo nella società e nelle famiglie e nelle comunità dipendono in gran parte dalle relazioni sociali che esistono nel territorio in cui viviamo. Ecco, quindi questo è l'approccio ecologico-sociale che noi applichiamo nei club, per cui accogliamo nei club non le singole persone soltanto, ma la famiglia, perché il problema alcol correlato non colpisce soltanto un individuo, ma colpisce la famiglia. La famiglia è fatta di tante persone, di tante parti, ma si comporta come una totalità. Quindi noi non parliamo di persone con problemi alcol correlati, ma di famiglie con problemi alcol correlati complessi, chiaramente, perché spesso il problema alcol è combinato con l'uso di sostanze, con l'azzardo e via dicendo. Sì. Buongiorno, allora io sono Caterina, con me c'è la vicepresidente dell'associazione Ama Polesine, Gruppi Azzardo. È un'associazione che è nata per volontà sia del servizio pubblico del CERT del nostro territorio, sia da parte delle famiglie dell'ACAT Basso Polesine, di cui avete sentito parlare poc'anzi. Perché arrivavano sia al servizio che nei club richieste da parte del territorio di situazioni legate al gioco d'azzardo patologico, GAP se vogliamo in sigla.
o disturbo da gioco d'azzardo, DGA, come è meglio denominato oggi. L'associazione quindi è nata intorno agli anni 2000, da allora si sono moltiplicati anche i momenti di formazione e aggiornamento sia per le famiglie che per gli operatori o facilitatori di gruppo. Attualmente i gruppi sono 3, 2 nel Basso Polesine, qui a Taglio di Po, e 1 a Rovigo. Allora, l'obiettivo è quello del cambiamento del proprio stile di vita in un ambiente tranquillo, non giudicante, accogliente, dove le persone si ascoltano in primo luogo e ritrovano modalità di comunicazione familiare e sociale idonee. Ci incontriamo una volta alla settimana, il nostro gruppo dura 1 ora e mezza, vediamo le famiglie più serene, perché non è solo il problema del giocatore ma il problema delle famiglie, perché ne soffre la famiglia, perché sono persone che mentono, quindi ci troviamo e parliamo e tiriamo fuori tutto ciò che fa male alla famiglia. Però ci sono famiglie che non entrano, hanno vergogna e si fa fatica ad aiutare. Noi abbiamo 10 famiglie all'incirca, abbiamo un facilitatore e si è più sereni. E negli anni sono passate diverse famiglie all'interno del gruppo AMA e continuano a sentirsi, anche se non frequentano più il gruppo, ma ci continuiamo a sentire perché comunque si è una famiglia. Il corso è aperto a tutti gli operatori sociosanitari che vogliono approfondire queste problematiche, le problematiche dell'addiction, per avere anche più strumenti poi da offrire e da segnalare alle famiglie che incontrano nel loro lavoro.